21.000 nuovi casi di tumore l'anno diagnosticati in Veneto, 1.600 nell'ULSS 7 Pedemontana, con le sue strutture ospedaliere di Bassano e Sant'Orso dirette da Franco Bassan. Tra i tumori più frequenti al primo posto c'è il cancro al seno, seguito da quello al colon retto, al polmone, alla prostata e alla vescica. Sempre più alta la percentuale di guarigione, fondamentale la rete di collaborazione a livello regionale. È un'organizzazione a rete con un punto centrale che è costituito dallo IOV a Padova, si chiama Rete Oncologica Veneta, ha 5 hub poli principali che sono le province e poi le altre oncologie che sottendono la provincia. Questo è importante dirlo per far capire che c'è un percorso condiviso fra tutte le oncologie della regione Veneto, con trattamenti condivisi, percorsi diagnostici condivisi, modalità di presa in carico del paziente condiviso e uguale fra tutte le oncologie. Proprio dalle strutture oncologiche dell'ULSS 7 Pedemontana parte un percorso sperimentale di raccolta dati che i 2 ospedali stanno sviluppando per poi allargarlo anche al resto della regione. Le 2 oncologie hanno un volume di attività importante, Sant'Orso fa circa 22 chemioterapie al giorno, a San Bassiano fa 15 chemioterapie al giorno, abbiamo a Sant'Orso 820 nuove prime visite, quindi nuovi casi all'anno, e 620-650 nuovi casi a San Bassiano, quindi totalmente presi insieme abbiamo un volume di attività che è molto elevato. Come stai? Come Bene, sta andando? grazie. Bene. Stai tollerando la terapia? Sì, benissimo. Disturbi? No. Non hai avuto nausea? No, hai niente, avuto niente? no. Stanchezza? Neanche. I numeri delle persone colpite da tumore sono in netto aumento negli ultimi 10 anni, ma di contro cresce anche la percentuale di guarigione. Qui un ruolo fondamentale ricopre la diagnosi precoce, ma andiamo con ordine. Il volume cresce perché viviamo di più. Quindi più viviamo, più, se ci pensiamo, c'è una probabilità che si possa andare incontro a una patologia oncologica. Quindi, primo dato. Secondo dato, abbiamo un numero elevato di guariti. Quando io ho cominciato a lavorare, i guariti erano 1 su 3. Adesso, statisticamente, con numeri macro ovviamente, possiamo parlare di 2 su 3. Non è solamente uno in più, è oltre il 50%. Guarendo, abbiamo la possibilità di avere un secondo nuovo tumore. Quindi le principali 2 motivazioni sono queste, poi inevitabilmente l'inquinamento e tante altre cause portano anche queste ad un aumento, seppur minore, ma però costante, dell'incidenza dei tumori. Mediamente per anno ci avviciniamo circa a 300 nuovi casi di tumore della mammella complessivi nell'ULSS 7. Viaggiamo circa sui 120-140 per distretto nuovi casi, quindi un volume di attività adeguata in un'azienda che ha lo screening mammografico, ha lo screening per il colon retto, lo screening per la cervice, quindi un'azienda che fornisce quelli che sono i principali test diagnostici per le principali patologie. Screening vuol dire rastrellare, screenare, andiamo a vedere, cerchiamo di cogliere la patologia quando non è sintomatica e sono strumenti assolutamente importanti. Quindi fare a caso alla popolazione, a tutti, la diagnosi, l'indagine, e vuol dire appunto setacciare, come quando rastrelliamo il giardino e tiriamo su le foglie. E ogni tanto salta fuori il caso. In quella situazione, quando lo troviamo, si salva veramente la vita alla persona, perché riusciamo a prenderlo per tempo. Anche nel trattamento delle masse tumorali, accanto alla professionalità dei medici, ricopre un ruolo importantissimo la strumentazione di ultimissima generazione, oggi in dotazione nei 2 nosocomi dell'ULSS 7 Pedemontana. Ci permette di avere diagnosi più raffinate e quindi, per esempio, avere mammografi di ultima generazione è importante, avere la risonanza è importante, e macchine di questo tipo richiedono anche un'expertise maggiore da parte dei medici,
cosa che noi abbiamo la fortuna di avere, quindi abbiamo specialisti di primissimo livello. Lo stesso a livello dell'endoscopia, perché poi quando hai la ricerca del sangue occulto positivo devi fare la colonscopia, e la colonscopia deve essere fatta in un certo modo, con strumentazioni adeguate, e anche questo abbiamo a disposizione. Devo dire che girando abbiamo una popolazione compliante, cioè una popolazione che partecipa agli screening in maniera entusiastica. Da non sottovalutare il ruolo ricoperto anche nel territorio di competenza dell'ULS-7 Pedemontana dalle tante associazioni che seguono i malati oncologici, affiancando il loro lavoro a quello dei sanitari ospedalieri. Ne sanno qualcosa le persone che da anni gestiscono associazioni a supporto dell'oncologia. L'associazione è nata nel 2004, all'inizio aveva lo scopo di implementare il personale medico di cui era carente il Day Hospital oncologico. Abbiamo iniziato nel 2008 un primo corso per la formazione di volontari che continuiamo a fare ogni 2 anni. L'associazione intanto è presente tutte le mattine al Day Hospital Oncologica e offrendo una tisana che è praticamente una coccola che facciamo ai pazienti e ai familiari in un momento magari di difficoltà finché si aspetta l'esito di un esame oppure l'inizio della chemioterapia. E poi i volontari sono a disposizione dei pazienti e dei familiari per tutti i bisogni che possono avere durante il percorso della malattia. Più che volontari, angeli custodi sono stati definiti da chi li ha conosciuti e ha avuto modo di toccare con mano il loro lavoro. Tante attività offerte per distogliere le persone malate dal pensiero costante della patologia e alleggerire la mente, tutto a stretto contatto con l'ospedale. Per ogni nostra attività c'è sempre il patrocinio dell'ULS e noi ci teniamo particolarmente che loro siano a conoscenza di tutte le attività che proponiamo. Poi abbiamo questa collaborazione sia con l'oncologia, sia con l'arsenologia e anche con l'urologia, e quando possiamo, le nostre risorse ci danno la possibilità, siamo sempre disposti anche all'acquisto magari di qualche strumentazione che può agevolare il percorso dei malati. Noi siamo organizzati con delle convenzioni con l'azienda sanitaria, i rapporti sono buoni e cerchiamo di collaborare prevalentemente con loro. Associazione di volontari e di professionisti, associazione di persone che hanno vissuto la malattia come Mai Soli, coordinata da Silva Corrà. Il nostro punto di forza nell'associazione è proprio il fatto di aver vissuto la malattia. Quindi possiamo condividere con coloro che la stanno attraversando le angosce che stanno vivendo, le paure e anche le ricadute, diciamo. Poi nel tempo si è evoluta, siamo presenti in The Hospital Oncologico all'8° piano dell'ospedale San Bassiano, a Casa Gerosa presso l'Hospice, e un fiore all'occhiello della nostra associazione, il servizio di trasporto Andiamoci Insieme, che con 21 volontari porta ai pazienti che hanno la necessità di fare radioterapia a Vicenza ogni giorno, 2 volte al giorno, la mattina e il pomeriggio, per svolgere questa loro terapia. Facciamo attività come può essere lo yoga della risata, il Nordic walking, adesso abbiamo iniziato da poco anche a fare il rafting, il dragon boat, possono essere camminate in montagna, facciamo il tai chi, adesso abbiamo anche un laboratorio di sartoria che è molto apprezzato, l'ortoterapia, l'ipoterapia, quindi tutte queste attività, oltre a dei servizi che sono di primaria importanza come il servizio di supporto psicologico che forniamo con una psicologa assunta da noi a tempo pieno, ma che noi diamo anche per 15 ore settimanali al nucleo di cure palliative dell'ULS. Abbiamo 3 fisioterapiste, una dedicata al linfodrenaggio per le donne che si ritrovano col braccio grosso cronico e che hanno bisogno quindi periodicamente di fare il linfodrenaggio,
Abbiamo una fisioterapista che si dedica invece alla ginnastica specifica per il recupero della funzionalità del braccio e per evitare che poi il braccio si ingrossi dopo l'intervento al seno. E poi abbiamo una fisioterapista che si dedica proprio alla ginnastica per il recupero. Il tumore alla prostata lascia problemi di incontinenza e di impotenza che gravano considerevolmente sulla psiche del maschio, e quindi adesso abbiamo fatto questo servizio. Un aiuto importante, quello fornito alle donne colpite da tumore che si trovano ad affrontare la chemioterapia e tutti i relativi risvolti difficili. I volontari di MySoli hanno studiato un percorso per accentuare l'autostima di queste pazienti. Un progetto che facciamo in collaborazione con la Forza e Sorriso di Milano, sede italiana, ma è un progetto internazionale e lo svolgiamo già dal 2011. I laboratori si svolgono in un paio d'ore con l'estetista, la quale insegna a truccarsi, a modificare un po' quello che sono le mancanze, diciamo le sopracciglia e tante cose, il trucco per vedersi più bella, per sentirsi ancora una persona viva. Nella provincia, nel Veneto, siamo stati i primi. Poi non so se ce ne siano stati altri, ma comunque siamo stati veramente pionieri e siamo orgogliosi di esserlo stati, perché comunque le persone apprezzano moltissimo, si sentono felici quando escono dai nostri laboratori. Un ruolo importantissimo, conferma il dottor Bassan. L'aspetto volontariato è essenziale. Abitiamo in una regione dove nasciamo con l'imprinting del volontariato, fin da piccoli siamo abituati. Viviamo un momento in cui dal punto di vista sociale molte risorse non ci sono più. Avere la possibilità di avere un supporto dal punto di vista sociale da gruppi di volontariato è essenziale in oncologia.